Buonasera, la professoressa Maura Boffito, che a lungo ha insegnato all'Università di Genova, ha insegnato disegno ad architettura, è infatti laureata in architettura, ma anche in filosofia, e questa sera ci presenta, come avete visto dal titolo, Coppedè e medievalismo in architettura. Sotto certi aspetti questa conferenza si inserisce nel microciclo di conferenze sul Medioevo, con l'intenzione da parte nostra di parlare non solo del Medioevo nel senso più consueto, ma anche per richiamare l'attenzione ad elementi legati al Medioevo nella cultura, nell'architettura, che sono invece presenti in tempi successivi e di cui possiamo vedere proprio a Genova un esempio di grande importanza. Ecco qua, a lei. Grazie. Allora, all'inizio vi dico cose che conoscete tutti, ma per ricordarle un po' meglio, riprenderle, ecco. Per esempio, Coppedè, adesso c'è scritto il medievalismo, che si incentra in una corrente che è il neomedievalismo. È una corrente nata a metà dell'Ottocento, finito il romanticismo, perché dalla cultura romantica sopravvive proprio l'interesse e la passione per il Medioevo. E il medievalismo era caratterizzato da una continuità tra architettura, no, tra architettura, mi sentite? Sì, sì, laggiù in fondo però, sì. Da una continuità tra architettura e artigianato. Cattedrali, costruzioni monumentali costituivano grandi opere collettive dove tutte le corporazioni artigiane avevano contribuito a definirne il carattere artistico. Quindi il neomedievalismo vuol dire tornare nel Medioevo non per fare strettamente quelle cose, ma per dare la possibilità a chi soprintende alla parte tecnica, chiamiamoli ingegneri, alla parte artistica, agli architetti, ma a chi produce il ferro per i lampadari, per le mensole, insomma, tutti devono essere coinvolti come lo erano ai tempi del Medioevo. A tale proposito vorrei ricordare un riferimento di Mario Labò nella sua prefazione alla pubblicazione I castelli e le ville di carattere quattrocentesco di Gino Coppedè. Legnaiuoli e ferrai, ceramisti, marmorini e vetrai, sotto la sua guida, quella del Coppedè, ritentano gli usi, risognano i sogni dei loro antenati e ne ritrovano i trionfi felici e gli orgogli fecondi. Poi capiremo magari meglio perché di Gino Coppedè si parla come di Gino Coppedè, ma in realtà lui proviene da una famiglia particolare, ma ve la dico un pochettino più avanti. Ehm, allora, nel quarto, sempre ehm, a proposito del medievalismo che a volte viene definito anche revival, nel quarto decennio dell'Ottocento viene proposto da Ruskin il gusto per il neogotico e la rivalutazione del gotico lo avremo in Francia, soprattutto in Germania e in Inghilterra. E vorrei ricordare Viollet-le-Duc, anche perché c'è qualcosa che prima delle Olimpiadi dovrebbe riprendere eh, luce, e cioè la grande guglia di 96 metri che si è incendiata qualche anno fa. Lui è stato anche, oltre alla guglia, ha
progettato il castello di Pierrepont, residenza di Napoleone III, e le mura di Carcassonne. A questo punto, siccome si tratta sempre di qualcosa che comprende tutti, non me lo ricordo più cos'è che ha detto. Destra va davanti? E lo guardo, è lì. Ok. Vorrei parlarvi dei preraffaelliti, che naturalmente conoscete tutti. È una confraternita che è nata in Inghilterra nel 1848 e nasce, si sviluppa e si esaurisce sempre in Gran Bretagna, anche se ci sono molti preraffaelliti che hanno nomi italiani come Dante Rossetti, no? E altri, però sono solo gli inglesi e hanno, diciamo, formato questa confraternita che si svolge praticamente per tutto il periodo di età vittoriana, per contrastare questa voglia di industrializzazione, di cose moderne, di fumi, di cattivi odori, di non avere più la vita tranquilla di una volta. E uno dei temi principali a cui fanno riferimento i pre-raffaelliti è un medioevo idealizzato, ma come temi amano rivolgersi all'arte italiana, da Cimabue a Botticelli, e difatti poi c'è Raffaello e invece si chiamano pre-raffaelliti perché prediligono questo. Ci riprovo, Ecco, adesso vi faccio vedere solo 3 cose perché poi effettivamente il Coppede e i suoi fratelli dipingono l'interno dei castelli, ma non con la bellezza, per esempio, della Dama di Charlotte, ma che sono rappresentazioni che mettono in evidenza il Medioevo. Allora, questa è la Dama di Charlotte che naturalmente ho scritto, di William Waterhouse del 1916, e vorrei farvi notare una cosa. Voi vedete la dama davanti al suo filatoio, sta lavorando e sembra ci sia lì una finestra da cui si vede un ponte medievale, una torre, delle case medievali. In realtà questo è un inganno, perché lì quello che voi vedete come una finestra in realtà è uno specchio, e tutto ciò che noi vediamo lì riflesso in realtà è da questa parte, se io guardo quello, e per voi è dalla vostra parte. Questo è il primo anniversario della morte di Beatrice del 1853 di Gabriele Dante Rossetti, e qua vediamo, vedete che si trovano sempre dei abbigliamenti medievali. Dante stava scrivendo, vedete che ha una cosa in mano, un foglio, ma arrivano gli amici per supportarlo e allora lui si alzerà e parlerà con loro. Dietro all'amico che si porge nei confronti di Dante c'è uno specchio praticamente velato, un pezzettino si vede ancora in cima, e è velato per il lutto di Dante stesso. Può darsi che poi alla fine ce la faccia a capire come funziona. Questa è una delle tante raffigurazioni di Tristano Isotta di Blair Lytton, che è del 1902. Qua vedete come tutto riporta al Medioevo, l'abbigliamento, quella corona di un re che sta
origliando, ma anche le colonne, che sono a tortiglioni di tipo medievale. Nel chiostro di San Matteo abbiamo delle colonnine così, quindi tutta l'accuratezza di questi pittori per rappresentare questo tipo di pittura. Adesso, dopo avervi parlato dei preraffaeliti, vi parlo un attimo velocemente di Alfredo d'Andrade, che conosciamo tutti perché effettivamente è nato a Lisbona, ma a 10 anni è venuto a Genova. I suoi genitori l'hanno mandato perché aveva un'inclinazione per il disegno e perché diciamo Genova era una città dove si insegnava bene a disegnare. Poi non si è ritornato, ma poi si è fermato a Genova e ha lavorato per tutta la, dove peraltro è morto, e ha lavorato per tutta la sua vita sia per la Liguria, per il Piemonte e Valle d'Aosta. Ehm, Lo ricordiamo soprattutto perché nel 1884 c'è stata l'esposizione generale italiana e Torino aveva chiamato il D'Andrade per costruire sia il parco ma soprattutto il borgo medievale. Alla fine dell'esposizione il parco sarebbe rimasto, il borgo sarebbe stato distrutto e invece ha avuto un tale effetto che lo abbiamo ancora adesso. Se si vuole andare in quel parco si vede il borgo medievale del Valentino. Però un anno prima di questa esposizione generale il D'Andrade ha avuto l'incarico di studiare un progetto di restauro per la chiesa e il chiostro triangolare di Sant'Agostino, per la chiesa di San Donato, per il Palazzo San Giorgio e per le due torri di Porta Soprana. Perché vi ho parlato del D'Andrade? Perché il primo castello che vi faccio vedere è non solo del D'Andrade, da un gruppo di persone competenti, il capo dei quali è D'Andrade, che ha costruito il castello d'Albertis. E allora, tanto di solito tutti i castelli vengono costruiti su qualcosa di molto elevato. Eh, il castello d'Albertis è stato costruito sugli spalti urbani del XVI secolo, quella zona detta di Montegalletto. Il D'Albertis acquista queste ruderi perché erano ridotti veramente male e affida l'incarico per la parte tecnica a due ingegneri, Matteo Graziani e Francesco Maria Parodi, ma per la parte architettonica a Marco Aurelio Crotta e Alfredo D'Andrade. Quindi è per questo che vi ho presentato, perché non fa parte dei castelli del Copedè, ma è importante ricordare che il primo castello costruito è quello del capitano Enrico d'Albertis e la guida di questa costruzione è stato proprio il D'Andrade. La grossa differenza che c'è tra questo castello e gli altri del Copedè è che i rimandi al Medioevo devono essere presi da elementi di architettura civile e militare liguri, mentre il Copedè prenderà tantissimo da Firenze, ma poi dalla sua mente, dal suo modo di essere, il modo di fare. Questa, e la leggo, è un acquerello, non è una fotografia, è un acquerello di Aurelio Craforana
del 1918, e insieme ad altri disegni fatti da Albertis e da Andrade, mi sono stati dati, e poi li ho restituiti, dagli eredi di Castello d'Albertis. Allora, voi capite che tutte le cose, quando sono state create, erano pulite, visibili, e poi è venuto il verde, i parchi e tutte queste cose qua, e allora ad altezza d'uomo niente è più visibile e si può solo guardare, cioè non è che si può anche fotografare da sotto, ma in questo modo è possibile vedere dei particolari. Per esempio qua vedete la loggia a sinistra, quella che più o meno io ce l'ho lì a piano terra, è riferita alla loggia di Palazzo San Giorgio, mentre la parte sommitale della torre è identica alla torre degli Embriaci, e quindi vedete questi riferimenti che sono stati rispettati, desiderati dal capitano d'Albertis, ma rispettati dagli esecutori. Questa è una parte interna dove vediamo questi elementi, alcuni gotticheggianti, elementi in legno e soprattutto i soffitti. Questo lo troviamo in tantissimi castelli del Copedè, e il ferro battuto che propone cose diverse. Allora, adesso, perché all'inizio io avevo fatto un po' di confusione, ma poi mi sono ripresa. Allora, adesso parliamo di tutta la produzione del Copedè e vorrei fare riferimento brevissimamente alla famiglia Copedè, che è una famiglia di decoratori e costruttori. Il fondatore, il padre di questi 3 figli, ha fondato la famosa Casa Artistica di Firenze, e poi, quando i figli sono cresciuti, hanno compartecipato a questa casa artistica, ognuno con le proprie competenze. Gino, che è il primogenito, nato nel 1866, Carlo, che è nato 2 anni dopo, si dedica prevalentemente alla pittura decorativa, mentre il fratello Alfonso, che è nato nel 1871, è architetto. Difatti avremo dei suoi, cioè non qua, dei suoi disegni di epoca fascista riferiti all'architettura, però si dedica anche alla decorazione. Per cui adesso vediamo un attimo cosa succede a Castello Mackenzie. A prescindere dal fatto che forse un'ora sarebbe servita solo per vedere, girare, entrare, uscire a Castello Mackenzie. No, no. Ehm, Vediamo questa fotografia. Allora, il castello, non so voi, ma una volta io avevo, mio papà era del 1899, e col mio papà giravo per la città, eccetera, eccetera, e mi diceva: questa è un palazzo di Gino Copedè, quest'altra è una villa di Gino Copedè. Ma non era solo lui a pensarle queste cose, era una fake news, come si dice adesso, che passava da persona a persona. Allora, un'altra falsa notizia, ma voi poi i tempi sono passati e sono state scritte tante cose, quindi non è una progettazione ex novo, ma qua esisteva una villa del 600 che si chiamava Villa, che ci arrivo, Villa Rossi, nome molto profondo, ma Villa Rossi. Eh, ehm, e questo l'ho appreso guardando le carte, le mappe di Ignazio Porro, quindi che sono del 1835-38, allora la villa si chiamava Villa Rossi.
e guardandola si vede che c'è un sedime di un fabbricato a pianta quadrangolare articolata per la presenza di avancorpi, è finita lì. Poi dopo, in mappe successive, ho visto che questa villa Rossi prendeva il nome di Villa Zignago, però era nello stesso posto, era un pochettino più delineata e nel 1891 l'insieme di questa di questa casa padronale con giardino, casa colonica e terreni coltivati, nel 1891 è acquistato dall'assicuratore scozzese Evan Mackenzie e 6 anni dopo affida all'architetto Gino Coppedè il compito di redigere un progetto, fate attenzione, un progetto di ristrutturazione per l'ex villa Zignago. Per il palazzo erano previsti restauri e abbellimenti, per il giardino la costruzione di una serra per i fiori e una veranda in cristalli, memoria delle esposizioni, no? Da tutte le parti, in Inghilterra, in Francia, eccetera, abbiamo visto questa connubio tra vetro e ferro per fare queste grandi verande che contenevano soprattutto fiori, alberi e poi altre cose. Allora, qua noi vediamo le mura di San Bartolomeo, Porta di San Bartolomeo e c'è un prospetto che dà verso sud di Castello Mackenzie e lì ci sono delle macchine, non so se le vedete, perché effettivamente dall'ingresso principale non si entra mai, comuni mortali, credo che ci siano le ragnatele, e invece si entra sempre da questa parte, per cui si entra dove c'è una specie non di terrazzo, ma di, insomma, di pietrine, eccetera. Poi c'è un hortus conclusus che vi farò vedere e poi andiamo avanti e vediamo. Adesso questa è una foto degli anni 80. Questa che poi è anche un'invenzione, è una cartolina dell'epoca. Vi dico che è un'invenzione perché tutte quelle palme non c'erano. E invece quello che mi fa piacere farvi notare, ma che si trova anche in altre postazioni, è che le colline alle spalle di Castello Mackenzie erano vuote. Adesso vi invito a trovare una collina, ma non qua, da altre parti, che sia vuota come questa. Comunque le palme è un falso. Qua adesso andiamo a vedere nei dettagli, non tanti, però vedete tanto la Torre del Mangia, queste scale, questi entrare, uscire, tutto in stile, tra virgolette, medievale. Adesso qua è il famoso ingresso che ho detto che deve avere le ragnatele, perché nessuno è su via Cesare Cabella. Pensate come possa essere possibile andare lì per un grande avvenimento. Certo, era stato aperto la sera dell'inaugurazione. E vorrei anche che osservaste, perché poi ve ne parlerò, tra la torre che sta sul portone d'ingresso e il torrino a sinistra, vedete che c'è un piccolo edificio. Quello lì è la cappella e ve ne parlo dopo. E andiamo avanti. E dietro c'è la famosa torre. Adesso ehm, c'è da dire una cosa: come mai una semplice opera di ristrutturazione è diventata una cosa così sconvolgente? Sconvolgente perché hanno rifatto tutto e tutti credevano che
che fosse nata dalle fondamenta fino in su, fino all'alto, fino alla sommità della torre. C'è da dire però che il sodalizio tra un committente facoltoso e colto come Eva Mackenzie, amante innamorato di Firenze, e un progettista fantasioso e esuberante come il Coppedè ha dato origine a questa opera. In questo momento vi leggo 2 o 3 frasi che si trovavano nei quotidiani, soprattutto genovesi, ma perché ho letto quelli probabilmente, e in altri termini era ricordato in altre parti sia d'Italia che dell'estero. Allora, Coppedè è stato definito dai suoi contemporanei l'artista dal multiforme ingegno. Figura sempre gioviale e signorile, questo è vero, me l'ha detto anche mio padre, spirito bizzarro, disegnatore fervido e fantasioso, questo lo dico io perché ho visto i suoi progetti, e ancora alto, forte, rumoroso, il garofano all'occhiello e il bocchino di ciliegio in bocca, tra le labbra. Aveva per tutti una parola, un sorriso, come se l'ultimo dei seccatori fosse venuto a recargli una buona notizia. Quindi era un uomo esuberante, gioviale, e questo lo vediamo non solo nei suoi castelli, ma in tutto ciò che egli ha fatto, i palazzi, anche l'interno delle navi, in collaborazione coi fratelli. Quindi questo era il Coppedè. E l'unione di questi 2 personaggi ha portato a, a quest'opera. Tra l'altro, qua in altri castelli Coppedè ha fatto proprio anche il ponte elevatoio. Qua, siccome non aveva spazio, lo ha fatto tra una torre e l'altra, ma poi bisogna vedere cosa erano i camini, cosa sono ancora. Questa è la parte, ecco, a sinistra, sopra la parte in pietra, c'è sempre la cappella. Non me ne ero accorta che ce l'avevo 2 volte. E qua ve la faccio vedere che è la portineria. Questa è presa, quelle in bianco e nero che vedete sono tutte prese dalle tavole presentate da Mario Labò. Vi dico la verità, Castello Mackenzie io sono andata un po' di volte. Solo l'ultima volta mi sono resa conto della portineria, forse perché arrivando si guarda il capolavoro. Allora, vi avevo fatto vedere prima con le macchine che si arriva su quel terrapieno, poi c'è l'Hortus Conclusus. L'Hortus Conclusus dovrebbe essere con delle piante, insomma, cose di quel genere. In realtà è solo l'idea. Da sopra si arriva giù e si arriva in questo. Vedete che tutto è coperto da stendardi, addirittura come delle pietre prese dalla Roma antica, eccetera, eccetera. E poi il solito ferro che mi piace da morire. Allora, quello che in realtà, vedete, è un percorso che facciamo perché? Perché lì vedete che c'è un muretto e vedete che ci sono delle rocce. Era pieno d'acqua fino a livello, a qualche dito, dal muretto, perché Evan Mackenzie alla sera, quando faceva delle feste con i suoi amici, dove non partecipavano le donne, lui li faceva entrare, scendere, andare lì sotto, c'è una barchetta di legno, 2 o 3 persone attraversavano questo piccola striscia d'acqua e accedevano ad una scalinata mediocre che portava direttamente alla cucina, ma alla cucina dedicata al signor Eva Mackenzie, donne lì dentro non ce n'erano, erano lui e i suoi amici che si facevano
da mangiare, che ridevano, senza però chiedere aiuto a nessun altro e disturbare nessun altro. Allora qua ho un po' intramezzato fotografie, immagini di quelle della Bo e quelle scattate più recentemente. Purtroppo questo più recentemente è sempre un po' molto datato, intorno a 1981-82, vabbè, però insomma. Allora, questo è ciò che si trova entrando da via Cesare Capella. Vedete le solite cose, la scalinata in legno, la prima parte, colonne, e soprattutto vorrei farvi vedere la decorazione, che all'inizio è molto semplice, però le lunette sono decorate e andando ancora oltre, vedete, sempre partendo dall'ingresso di via Cesare Cabella e fate riferimento a questa statua, vedete che c'è il grande camino, c'è un basamento che sostiene, come avveniva nell'architettura medievale delle chiese, no? Gli animali che adornavano di solito i capitelli. Qua invece il Coppedè e la sua famiglia lo fa nella parte basamentale. Poi ci sono anche dei sedili, perché se uno arrivava poteva sedersi nell'attesa di qualcosa. Ma vedete invece come le decorazioni si siano rovinate, che sono quelle a destra e a sinistra del camino. La scala che porta al piano superiore è una scala di legno e vedete che sopra la stessa figura che faccio ruotare e c'è un grande affresco. E questo è rimasto intatto, devo dire la verità. Ecco, questo è una celebrazione della famiglia Coppedè, perché in basso ci sono i 3 figli e in alto ci sono tutti quelli che lavorano. Vedete, un grande cantiere, ma veramente medievale, perché ce lo immaginiamo così, no? Allora la gente non stava in ozio, lavorava. E poi vi faccio vedere il dettaglio dei 3 e vedete che stanno per completare la torre. E qua vediamo il dettaglio, ci sono i 3 fratelli e come si usava a fare nel 400, a dir la verità, almeno io conosco quello, prima della realizzazione si facevano sempre dei modelli. E qua noi abbiamo i 3 tra architetti e pittore che hanno fatto un modello e vedete che stanno parlottando tra di loro, sono pensierosi, andrà bene, non andrà bene, comunque questo è. Di nuovo un altro camino e vedete invece come è e come era la pittura originale di cavalieri medievali con stendardi, con vestiti medievali. Cioè, quindi questo è quello che vi avevo fatto vedere e che è tutto rovinato. Però c'è ancora qualcosa di molto bello. Vedete che le fotografie sono sempre con dei lampadari, perché il lampadario è una cosa che viene utilizzata dal Coppedè non solo nei castelli, questi tipi di lampadari, ma anche nelle case di civile abitazione in affitto. E qua vediamo una grandissima vetrata da cattedrale gotica e direi che no, vi ho detto tanto della chiesa e poi non ve la racconto. Allora, nel 1700, sì, no, nel 1978 è stato pubblicato sulla Casana una cosa che avevo scritto io su Gino Coppedè, l'architettura.
e molte persone avevano chiesto alla redazione della Casana se era possibile contattarmi. Loro me lo dicevano e io poi dicevo di sì. Per cui ho conosciuto Gino Redoano Coppedè, che è il nipote di Gino Coppedè, e sua madre. Gino Coppedè ha avuto 3 figlie, però io vi dico quella che ho conosciuto, che è Matilde, del 1892 nata. Io appunto alla fine degli anni 70 l'ho vista, 1978-79. Insomma, una donnina tutta minuta, che mi ha parlato e mi ha raccontato tante cose. Poi un giorno mio papà mi chiede, sempre a causa di quella pubblicazione, se avevo piacere di andare a visitare Castello Mackenzie perché il presidente del circolo del bridge mi avrebbe fatto entrare. Allora c'era anche la società ginnastica Rubattino, che era delimitata al piano nobile dell'edificio. Allora, dico a Gino Redoano Coppedè che sarei andata se aveva piacere, lui aveva piacere, poi mi ha richiamato e mi ha detto vorrebbe venire anche mia mamma. E io ho detto va bene, a parte che era un po' uno scricciolo e non, insomma, io ero giovane e lei non mi pareva, insomma, e aveva una certa età e il divario è molto più grande di quello che in realtà non sia. Allora, questo Castello Mackenzie è stato anche rilevato dagli studenti del corso di disegno e rilievo di architettura, quindi lo conosciamo bene, no? Lei arriva e comincia a... era felice, devo dire la verità, era felice. Poi comincia a dire, ah ma c'è una cappella, c'è la chiesa, c'è la chiesa. Gliela aprono, lei entra dentro, l'organo, l'organo, l'organo. Il ricordo che io ho di questa donna è che dentro a questa cappella stesse volando. Era felice. Però quando siamo usciti, ma non mi ha reso felice a me, perché mi ha detto, e la piscina dov'è? La piscina. Ma no, guardi, si sbaglia. No, c'è la piscina. Ho appestato tanto i piedi come una bambinella, come poteva essere allora quando hanno inaugurato Castello Mackenzie, che a forza di andare a cercare l'abbiamo trovata. Tra il piano terra e il piano nobile, dove c'era la società Rubattino. Non era tutto un piano, era un pezzo, ma c'era dentro una vasca. E allora, senza andare, probabilmente siamo anche in ordine cronologico più o meno, però sempre legata a Matilde Coppedè, c'è questo castello che inizialmente veniva definito Castello di Prearuggia e che io invece ho chiamato Castello Coppedè perché Matilde mi ha detto che suo padre aveva costruito questo castello per la sua famiglia. Quando è finito, la moglie e le figlie sono andate a vederlo e gli hanno detto no, no e no. Loro vivevano all'ultimo piano, mi ha detto anche il civico, ma non me lo ricordo più perché sono passati tanti anni, e loro avevano tutto l'ultimo piano di un palazzo di via 20 Settembre, al sole, alla vita urbana, alla vita effervescente di quel periodo, per cui non sono voluti andare. Allora, qua sempre una visione, perché queste fotografie scattate appena terminato il castello sono pulite, non hanno niente attorno. E adesso vi faccio vedere una cosa che non dirò per altri castelli. Il modo di progettare è quello di avere un piano fondi che però alle finestre, vedete queste sulla parte centrale dove c'è quella
colonnato, hanno le finestre in alto e quindi sotto ci sono, a secondo di come lo gestisce il proprietario, cioè su indicazione del proprietario, Copedè poi progetta e possono esserci sia le caldaie, come in questo caso lui si era fatto mettere il riscaldamento, no? E poi c'è un piano terra che però non è mai a terra, è rialzato, può essere di più o di meno, ma è il posto principale, il piano principale, poi c'è il piano dove ci sono le camere. Adesso la genialata di Coppedè è che, come in tante situazioni, soprattutto a Genova, ci sono, insomma, il terreno non è mai piano da noi, questo lo sappiamo. Per cui sono sempre, diciamo, dei poggi, delle colline che salgono e a volte c'è anche un grande dislivello. E questo dislivello, vedete, però l'ha fatto per sé, questo dislivello è, ha come soluzione questo grande terrazzo che ha lo scopo di rendere una parte pianeggiante davanti al prospetto principale, che è quello che dà verso Prearuggia, e l'altro di consentire di arrivare nella parte sottostante con guardate quello di destra, di nuovo con un percorso che, quando io sono andata a vedere questo castello, nella parte a sinistra c'era qualcosa come abbiamo visto in Castello Coppedè, cioè giù nel Hortus Conclusus, con delle archi molto più piccoli, ma erano stati tamponati perché andavano poi i topi e perché non veniva più utilizzata, ma in origine c'era l'acqua anche lì. Adesso andiamo a Castello Turche, che No, 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 grazie, grazie, grazie. La ringrazio. Castello Turche, che è a via Capo Santa Chiara, diciamo che la sua collocazione è splendida perché è un terreno che in passato era stato utilizzato per vigneti, ma poi è tutta una roccia, quindi non poteva essere utilizzata. Allora, l'ingegnere svizzero Giovanni Turche aveva già una sua abitazione in via Panigalli, ma quell'abitazione era di una villa modesta preesistente. E adesso vi dico qualcosa che dovete ricordare per il passato, ma per il futuro. Lui ha deciso di costruirsi una dimora più consona alle sue esigenze di rappresentatività e di decoro, perché allora quello che valeva era farsi vedere, non per la bellezza o per altro, chi aveva soldi, chi aveva titoli o che doveva mettersi in mostra. E allora, rivolgendosi al Copedè, ha scelto quella zona, l'ha comprata, ma anche gli scogli ha comprato, per cui inizialmente è stato realizzato il castello e vedete successivamente il castello che noi vediamo è quello, chiamiamolo rosso e bianco, no? Con questi mattoni rossi e pietre bianche che servono da decorazioni. Però la pietra naturale che sta sotto, lì c'è un passaggio che tra quella verzura porta direttamente al mare e lì davanti alla verzura c'è una piccola, come si chiama? Portineria. Ok? Invece chi va, umani come noi, come me soprattutto, si va per via di Capo di Santa Chiara, c'è un cancello, c'è un ponte levatoio e si entra
nella parte quella rossa con la torre. No, scusate, a sinistra. Allora, originariamente questo castello all'interno era tutto affrescato con dipinti in carattere pre-raffaellita, ma quelli che vi ho fatto un po' vedere, no? Adesso io ho la memoria, quando sono andata, che in questa stanza, vedete la parte in ombra, vedete quella loggia che va avanti e vedete quella bifora lì, vicino all'angolo. Quello era lo studio dell'ingegnere Turche e anche quella stanza era tutta affrescata, però quando sono andata io era tutta bianca, come il resto di quello che io ho visto, e però era stata salvata una serie di dipinti di carattere medievale su registri come quelli che troviamo nell'antico Egitto, e sono stati, quella piccola parte è stata anche restaurata, per cui qualcosa è stato conservato. Adesso, prima di tornare all'ultimo castello di Genova, Castello Bruzzo, mi vorrei fermare un attimo, tanto è sulla strada, a Villa Gaslini, perché lì ho un mio ricordo, anche gli altri che vi ho detto sono ricordi personali, però io sono andata in questa villa e me la ricordo perché era di sera col papà, la mamma e mia sorella. Eravamo stati invitati da Gerolamo Gaslini, mio padre era farmacista, per cui era un po' in quella, insomma, conosciuto, perché poi nel frattempo aveva già fondato l'Istituto Giannina Gaslini, e quando sono andata io nel 1952-51 aveva già fondato la Fondazione Giannina Gaslini, e quindi era di sera, era buio, cioè non era buissimo, però non c'era l'illuminazione che c'è adesso. Siamo entrati dalla portineria, vediamo, ve la faccio vedere, perché questa è stata la prima cosa che il proprietario prima di Gaslini aveva fatto costruire, la portineria, perché rientra nelle grandi lottizzazione e speculazione edilizia di Corso Italia. Torno indietro. No, sì, no, sono tornata troppo indietro. Mi sono incusata. No, è che vorrei andare avanti, ma invece sto tornando indietro. Que- E questo? E allora sono andata troppo avanti. Allora, Abruzzo, ecco, perfetto. Allora, questo è tutto soleggiato, bello, e invece era una notte scura. Siamo entrati dalla portineria con piccoli lampioncini, siamo arrivati al piano sopraelevato dove c'era salone, salotto e sala da pranzo in questa successione. Naturalmente ci siamo fermati nel salotto e la cosa era tutto buio, era tutto illuminato, ma era tutto buio, tutto come può essere l'interno di un edificio del Copedè di allora. E mi ricordo che questo Gerolamo Gaslini aveva due cani Doberman che quando si alzava gli andavano dietro come due soldatini, quando ritornava si accucciavano. E quindi questo è il ricordo qua, dove vado avanti e indietro. Sono riuscita a confondere anche lui, pensate un po'. Per cui adesso siamo a Castello Bruzzo. Castello Bruzzo, Castello Bruzzo è stato, i terreni dove insiste Castello Bruzzo erano stati comprati da Erasmo Piaggio, che aveva comprato non solo il terreno dove poi sarebbe nato Castello Bruzzo,
ma anche tutti i terreni limitrofi, quelli che fino a poco tempo fa si chiamava Via Privata Piaggio, ma credo che adesso non si chiami più così, piena di villini. Allora, è vero che la sua era una speculazione edilizia, però voleva anche in qualche modo salvare questa zona ancora naturale da speculazioni edilizie d'altro genere, cioè era la via Sant'Ugo che era stata acquistata, poi erano stati fatti degli edifici popolari e quindi era una zona decaduta. Invece lui, comprando tutto, ha fatto poi costruire Castello Bruzzo e poi anche ha venduto gli appezzamenti che andavano verso la collina. Allora qua ehm, nel 1903 affida lo studio Copedè Predasso perché nel 1905 Copedè andrà a Roma nel 1915, no, però ha formato, siccome aveva tantissimo lavoro, ha deciso di mettersi insieme all'ingegner Predasso per formare uno studio in maniera tale che quando lui era fuori c'era sempre qualcuno che portava avanti il lavoro. E il lavoro viene affidato nel 1905 appunto allo studio Copedè Predasso. La pianta, ecco, lo vediamo anche questo, vedete, sono belli anche da vedere da sotto, dalla strada, no? Però questa, ecco, è addirittura dall'altra parte di quello che una volta era il fossato. Comunque, ecco, questi sono i dettagli. Tra l'altro, la torre, quella di destra, doveva essere più bassa, però viene chiesto nel 1905 di poter innalzare di 2 piani la torre, perché poi era come ai tempi della vecchia Genova, che chi aveva la torre più alta era più ricco, era più bravo. Qua, adesso torno indietro perché so quello che faccio. Allora, qua abbiamo un piano seminterrato, una scalinata che porta a questa loggia molto bella, affrescata. Vedete anche i capitelli come sono. Molti di questi capitelli hanno non so, se chi il committente, un marinaio, allora venivano la parte, come si chiama, il davanti della chiesa, della nave, la prua, ecco, per dare un segno distintivo di che potesse essere il committente. Adesso, quando io sono andata, che poi ci sono ritornata in tempi più recenti, e questo edificio era affittato a una società segreta. Per cui mi hanno fatto entrare solo nel salone molto ampio al piano rialzato e io è questo che ho visto quando sono andata lì. Eh, allora, se io vado così, vado avanti? Ok, sì. Ho visto in questo soffitto che in maniera classica doveva essere un riconoscimento dell'attività del proprietario, ma nella parte basamentale, nel soffitto, è tutto affrescato con questi personaggi vestiti in epoca medievale, con strumenti medievali, eccetera, eccetera. Quindi qua ritorna, anche se molto personalizzato, in questi casi, il preraffaellitismo.
Ok, e questo l'ho lasciato, fa parte del soffitto di Castello Bruzzo, ma in molte delle camere da letto che ho visto nei tipo Coppedè, Turche, eccetera, sotto hanno delle forme, dei colori diversi, ma questo neoclassico era sul soffitto, l'ho trovato di molte camere da letto, probabilmente perché le donne non volevano soffrire. Allora, con questo avremmo finito il percorso. Aspettate, perché è già l'ora. Eh sì, è l'ora di finire. No, 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 sono andata fuori tempo. Mm, troppo buona. Sì, vabbè. Allora, questo è Castello. Andiamo, vado veloce, guardi. Castello Odero, che è a Portofino, e lo conosciamo tutti, nel senso che gli passiamo quando facciamo la strada a mare, è sempre molto bello. Molti di questi castelli, anche quelli a Genova, non hanno più una, come posso dire, non sono più residenze per famiglie unifamiliari, sono diventati tutti hotel, cose. E qua sta diventando un hotel. Vediamo. Allora, la caratteristica di questo castello Odero di Portofino è che il suo giardino è entrato a far parte del Parco regionale di Portofino, perché è un continuum. Villa Biancardi a Codogno. Codogno, sapete dov'è? È in Lombardia. Io ci sono arrivata per sbaglio, dovevo andare a Mantova, ho preso il treno da Milano, ma un mio collega di Milano mi ha fatto sbagliare e quindi ho preso un treno che andava verso Parma. Meno male che come si chiama lì, il bigliettario, grazie, mi ha fermato e mi ha detto: guardi che lei ha sbagliato. Dico: e cosa faccio adesso? Ah, scende a Codogno, tra 2 ore passa quello per Mantova. E allora sono scesa, l'ho guardato un po' da fuori, eh. No, comunque è lì, da quelle parti lì. Non sono tanto brava in geografia, anzi, niente. Allora, a Codogno è questa, vedete che più o meno con una torre più alta, una più bassa, più larga, più stretta, il modo, vedete quei buchini che sono vicini al piano terra, sono parte di quel seminterrato dove si mettono i servizi, eccetera, eccetera. E quindi Castello Mackenzie è tutta un'altra cosa. Gli altri derivano da questo. C'è anche l'impronta del proprietario che vuole determinate cose, ha delle esigenze. E qua vi faccio vedere l'interno, perché è molto interessante, uno per altri, per tutti, no? Vedete, si entra dal piano rialzato, si trova questo sala di disimpegno che porta ad altre camere e poi la scala che porta ai piani superiori. Adesso non ho tempo, un'altra volta vi farò notare come le scale non hanno una piastra in cemento armato per tenerle su, ma ogni gradino basta che andiate a vedere qualche scala dei palazzi di via 20 settembre. È un miracolo, sono sempre lì, non sono mai caduti. Allora, sul lago di Como, qua siamo in Lombardia, credo, eh? Grazie. Allora, al lago di Como esistono 4 ville di Gino Coppedè, noi ne vediamo solo 2. La più conosciuta è la prima, la Villa Gaeta, che è stata costruita nel 1921. Bella, una bella posizione, come se fossi un venditore di. Sì. No, però è bella. Ci sono certe cose che mi piacciono e altre magari un po' meno. Allora,
Questa è la Villa Gaeta, poi vedremo la villa a Tremezzo, poi ce n'è un'altra a Lierna e l'ultima a Limonta, ma ne vediamo solo due. E allora, oggi sono andata a vedere perché il committente era Solone Ambrosoli. Io naturalmente ho pensato alle caramelle Ambrosoli. E ho detto, ma chissà se c'era già, eh? Sono andata a vedere, invece è un numismatico che ha fondato prima una rivista, poi un circo, insomma un personaggio molto importante. In queste villette del lago di Como è intervenuto anche il fratello Adolfo Copedè. Ma è la fontana che sento sempre là. Cos'è? Ah, ok. No. No, è un po' che la sento, però. Sì, 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 ma lasci. Allora, qua forse è meglio vedere il piano seminterrato, lo vedete, no? Con questi archi ribassati, il primo e il secondo piano, e poi ci sono queste famose torri. Questo è l'ingresso al piano rialzato. Qua vediamo Villa Pessina, sempre Copedè, i due Copedè fratelli. Vedete che sono sempre sullo stesso stile, diversi, eh? Qua ci sono molti inserti anche in legno. E questa è Villa Catania a Lugano. Villa Catania a Lugano. Il committente è il cavalier Luigi Edoardo Frisoni. Ve la faccio vedere. Li vedete quegli alberelli un pochettino bassi, bassi, bassi sulla destra del castello, no? Adesso poi è diventata una foresta, chiaramente. Quindi questi immagini sono interessanti per vedere com'era la cosa. Allora, qua la vediamo un po' sacrificata. Qua guardate che bella che è questa torre in questo ambiente. E questa è la portineria, perché la portineria è immancabile. Andiamo a Lupinari e siamo in Toscana. Toscana, Lupinari, comune di Bucine, no? Eh. Allora, questo è il castello come è stato costruito originariamente. Adesso vediamo l'ambientazione, perché di questo vi voglio leggere una piccola cosa che riguarda non tanto il castello quanto l'ambiente. Quando era stato costruito c'erano già ulivi, vigneti, eccetera, eccetera, che il proprietario ha mantenuto. Vedete che ancora c'è una parte davanti al castello. Questo è uno dei vetri di epoca medievale, però sempre a opera dello studio della casa artistica di Coppedè, della famiglia Coppedè. Viareggio, la villa, ecco, qua abbiamo un camino, il lampadario. Ditemi, ho insistito su questo lampadario perché la cosa che volevo farvi vedere, la prima immagine, è il quartiere Coppedè. E ci avviciniamo, questo è il Palazzo degli Ambasciatori. Io adesso non leggo, non vi sto a dire com'è la strada. Il quartiere Coppedè è formato da strade che hanno tutti i nomi di fiumi. Adesso ci avviciniamo, adesso capite perché ho la fissa per il lampadario in ferro battuto, che quando ci sono passata sotto mi sono scostata un po', perché non si sa mai. Già in casa potrebbe succedere qualcosa, pensate un po' lì sotto, ma ci sono tutte le macchine posteggiate, quindi andiamo tranquilli. Se chiedete che cosa c'è da vedere nel quartiere Coppedè, vi dicono il Palazzo del Ragno, che è quello sulla destra, Roma. Palazzo del Ragno, la Fontana delle Rane, anche questa progettata dal Coppedè, e il Villino delle Fate.
Allora, questo villino, che è qualcosa che avete messo nella locandina voi? Ecco, allora questo villino, andiamo avanti perché tanto è formato da 4 corpi diversi ma messi tutti assieme, ovvero sono 4 villini con ingresso separato. E il più bello di tutti, ma non perché sia più bello degli altri, quello che ho trovato più completo per concludere questo viaggio è questo edificio. Vediamo il ferro battuto, vediamo le pitture dei preraffaelliti e vediamo questa meridiana. Ecco, quindi anche qua il Copedè ha trovato un terreno fertile. Tra l'altro il quartiere è stato poi terminato da Aurelio André, perché nel 1927 Copedè è morto e quindi non era ancora finita, e quindi questo architetto. Allora, gli epigoni, vi avevo raccontato prima, il Palazzo della Borsa, tutte cose non vere, e naturalmente chi vede una cosa del genere dice del Copedè invece di un ingegnere, ma non, vi dico che è un ingegnere, ma non vi dico chi è, così non perdiamo tempo. E questo è l'Hotel Park di Corso Italia. Ecco, questo è quello che mio padre diceva sempre, Copedè, perché effettivamente potrebbe sembrarlo, però anche questo è stato fatto da un altro ingegnere. E con questo abbiamo finito. Scusate il ritardo, ma sapevo che sarebbe andata fuori. Allora, adesso andiamo a prendere... Un attimo. Sì. Allora, grazie innanzitutto per questa colta e suggestiva conferenza, rispetto alla quale io credo che ci siano non poche domande. E quindi vi chiedo, qualcuno di voi ha da chiedere? Eccolo. Io ci ho provato. Ecco, io vorrei sapere perché in questa meravigliosa carrellata Sì? ci ha taciuto tutte le villette alle spalle del Castello Bruzzo e il soggiacente Dica di... insieme di villette di Villa Piaggio, che hanno le torri e sono più o meno coetanee. Allora, Grazie. prego, io mi sono limitata a quelli che potevano essere castelli, anche non castelli, perché nel quartiere Copedè non ci sono i castelli. Ma al di là della mia incapacità di fare una relazione, avete visto che ho dovuto io li ho tolti proprio perché saremmo ancora lì, per colpa mia, non per colpa vostra. Saremmo ancora lì a raccontarvi. Tra l'altro questo, vi dico grazie, ma è un leone che è posto davanti a Castello Bruzzo, perché il Copedè aveva questa tendenza ad ornare le sue opere con degli elementi zoomorfi. È, diciamo, fotografato di solito di fronte. Qua io invece lo vedo, noi lo guardiamo, ma lui sta guardando il mare, quindi il legame grosso, grande, che comunque io ho, anche se ho viaggiato, con la mia città e il mio mare. Domande? Posso fare 2 domande io? Velocissimi. Allora, innanzitutto lei ha presentato Villa Canali Gaselini perché prima nasce come Villa Canali? Esatto, Quella di Corso Italia. esatto, sì, poi è Bene. stata comprata Sì, e sì, poi sì. adesso è fondazione, Oh, quindi però sembra Canali prima. La canali. seconda osservazione sono domande che Sì, che mi vengono spontanee sentendo la sua bellissima conferenza. insiste, Io insisto perché ne sono convinta, se no non lo direi. Mm. Rossi doveva essere una persona
con delle notevoli disponibilità, forse collegato con lo stesso Rossi che troviamo, mi pare, nel Ponente, forse a Sestri, c'è una Villa Rossi del mio ricordo, quindi non lo escluderei. L'altra osservazione è l'interesse. Ivan Mackenzie era in parte scozzese, Sì, un ricchissimo molto. Ma assicuratore tutti sono... che fonda il ramo vita in sì, Italia sì, dell'assicurazione. sì. Ed era, nel mio ricordo, un appassionato di Genova medievale, perché riteneva che Genova nel Medioevo avesse espresso una dimensione molto elevata. L'ultima volta che ho visto ciò che rimaneva degli uffici Mackenzie era tant'è vero che mi pare che ci sia una Divina Commedia, un donato da Mackenzie alla Berio. Bene, comunque in quest'ultimo ufficio c'era un quadro delle attività della Genova medievale e delle sue colonie, quindi era evidentemente anche Mackenzie un appassionato Però lo è in prima diventato persona. dopo, Ah, ecco, perché inizialmente era innamorato di Firenze ecco, e e quindi lo ha è quella detto. la sua partenza. Poi, Ah, da persona colta e intelligente qual era, e vivendo a Genova, ha diciamo apprezzato quello che sta dicendo lei. e che comunque l'altra osservazione è che lei dice turche, svizzero, ma che viveva a Genova, Bruzzo, attività metallurgica nel Ponente, le ferriere Bruzzo, Mackenzie, quindi è una grande alta borghesia. Ma anche quei castelli che vi ho fatto vedere, tipo a Bucine o l'altro che non mi ricordo più. No, Codogno no. Erano tutti tipo senatori che avevano fatto parte del governo, facevano parte del governo, alcuni erano del governo fascista, ma non c'è niente da dire. Erano persone competenti, lo stesso Gaslini era... che però adesso appunto bisognerebbe non parlarne più di chi è dalla destra alla sinistra, il sopra e il sotto, Bene, giusto? se non ci sono altre domande, io vi ringrazio e vi dico che il lunedì prossimo, 13 di maggio, ci sarà una conferenza di Denise Bezzina dell'Università di Genova, il cui titolo è Doti e patrimoni femminili nel Medioevo. Io vi ringrazio molto e Grazie a lei. arrivederci a presto. Arrivederci. Adesso vengo a prendere la...